In spiaggia, al Lido di Venezia, arrivano anche i cani bagnino di salvataggio per prestare soccorso per terra e per mare. Un cartello all'ingresso del Paciuca Beach a San Nicolò del Lido di Venezia mette subito tutti in guardia. Questa spiaggia è riservata a chi ama gli animali. Così, dopo l'inaugurazione della Bow Beach, dedicata appunto ai cani con tanto di ristorazione e menù a loro riservati, ecco un'altra grande novità. A volerla sono stati Cristina Tedesco del Paciuca Beach, grazie alla collaborazione con l'associazione Dogland di Tessera, diretta da Lucia Rizzo, responsabile nazionale per l'Ordine di Malta della sezione Cani di Salvamento. Questa è una splendida iniziativa, nasce dalla collaborazione tra il Centro Cinofilo Dogland e Cristina Tedesco e Paciuca Beach in occasione dei brevetti operativi svolti a settembre nel 2018. Da qui è partita questa amicizia e questa passione per i cani e da quest'anno siamo in servizio di pattugliamento e di soccorso in acqua con l'unità cinofile della Scuola Nazionale Cinofila dell'Ordine di Malta. I cani di salvamento saranno operativi per tutta l'estate, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 17 circa. Oltre a questo verranno promossi degli eventi per coinvolgere anche bagnini e bagnanti. E avremo due date importanti a luglio, una il 13 e 14 luglio, una il 27 e 28 luglio, dove ci saranno appunto delle manifestazioni, dove faremo delle esibizioni, delle prove di soccorso e varie attività anche dedicate ai bambini e ai nostri ospiti. Il Paciuca diventa così un punto di riferimento nazionale per la formazione e scuola dei cani di salvamento. A settembre ci sarà il raggruppamento per svolgere in collaborazione con la Scuola Italiana di Navigazione di Giampaolo Saletti i brevetti operativi sempre qui sul litorale per i cani di tutta Italia brevettati CESOM. Saranno presenti unità cinofile con diverse specialità nei soccorsi.